Marinai e comandanti chiamati in massa a fare gli scrutatori ai seggi. Per questo motivo, da domani a lunedì, per 3 giorni, alcune linee ACTV di navigazione sono a rischio. Come succede puntualmente a Venezia, in concomitanza di ogni tornata elettorale, anche questa volta, in occasione delle elezioni europee, si preannunciano disagi nei collegamenti in città. Alcune linee verranno soppresse perché ACTV non ha abbastanza personale per garantire i servizi ordinari. E se per l'automobilistico di terraferma l'azienda può comunque correre ai ripari andando ad impiegare i lavoratori delle linee scolastiche, nella città d'acqua non c'è questa possibilità, anche perché fino a domani non si potrà sapere il numero esatto di personale che aderirà alla chiamata per lavorare ai seggi. L'azienda non interviene con una posizione ufficiale, ma un audio del suo portavoce spiega all'utenza quali servizi saranno ridotti. Per quanto riguarda il servizio di navigazione, sarà sospesa la linea 10 che collega Lido San Marco Zattere con qualche corsa al mattino. Potranno verificarsi invece occasionali salti corsa o ritardi in linea 1 Barrato, linea 2 Barrato nella fascia pomeridiana e linea 7 San Marco San Zaccaria Murano. Sarà regolare invece il collegamento del People Mover Piazzale Roma Marittima Tronchetto. ACTV invita gli utenti, per avere maggiori informazioni, a consultare i canali di comunicazione istituzionale che verranno costantemente aggiornati. Maggiori informazioni saranno disponibili sui siti aziendali actv.it e avmspa.it, sui profili social aziendali Muoversi Venezia e al call center Hello Venezia al 041 24 24. L'azienda di trasporti ricorda che l'adesione volontaria dei dipendenti alle operazioni elettorali è prevista dalla legge.